Cari telespettatori, ben ritrovati, siamo nuovamente in diretta con lo spazio dedicato ai pensionati dello SPCGL per tante persone anziane, ma non solo, pensionati, dico sempre anch'io pensionandi, perché è meglio sapere le cose per tempo. Questa volta il tema è molto interessante, è oggetto di grandi dibattiti, di grandi indagini e di analisi. Parliamo di tecnologia che imperversa ovunque, siamo circondati dalla tecnologia e del rapporto che gli anziani dovrebbero avere, possono avere con la tecnologia, dalle cose più semplici, immediate, alle cose invece che richiedono più impegno e a tutto quello che riguarda il mondo della sanità e della pubblica amministrazione, che ormai passa attraverso la digitalizzazione, la tecnologia, che dovrebbe essere quasi intuitivo, ma tante volte non è così e creano pochi problemi. Ma l'anziano deve essere autonomo, autosufficiente e in certi casi non lo può essere perché questa tecnologia non glielo consente. È così? Punto di domanda. A raccontarci di questa analisi, qual è lo stato della situazione che sta particolarmente a cuore allo SPCGL, abbiamo Fulvio Dal Zio, segretario regionale, grazie di essere qui con noi, dello SPCGL. Grazie e buongiorno a tutti i telespettatori. Ben ritrovato anche per quest'anno, e Antonio Infante, che è la prima volta che viene qui con noi, nostro ospite, ci fa molto piacere, dello SPCGL di Venezia. Grazie anche a lei. Grazie anche a voi. Allora, un'indagine, segretario, che avete condotto, da che cosa è nata? Da quale esigenza? Vediamo intanto la prima slide di copertina. Nasce dall'esigenza di capire, insomma, qual è il rapporto delle persone anziane, come hai accennato anche tu, con in particolare col mondo digitale, che sempre più permea e condiziona la nostra vita, insomma, il nostro mondo. Il problema che ci siamo posti è quello di evitare che il mondo degli anziani venga escluso dall'uso di queste nuove tecnologie e che diventano e sono sempre più indispensabili anche per accedere ai servizi, alla pubblica amministrazione e quant'altro. Per esempio, noi abbiamo visto questa cosa, per dirla, quando l'INPS non invia più a casa il cartaceo, ma l'accesso è solo attraverso lo SPID e quindi attraverso il mondo digitale. Già la parola SPID anche per una persona che appunto, cioè viene mal di pancia. Ecco, e quindi ci siamo posti poi la pandemia che ci ha rinchiusi in casa, insomma c'è stato un isolamento per parecchi mesi, insomma, e quindi insomma ci siamo interrogati su come fare, cosa fare per superare questo che viene definito digital device o analfabetismo digitale, insomma. Per certi aspetti ci troviamo in una situazione nell'immediato dopoguerra, insomma, e poco dopo, dove c'erano molti analfabeti in Italia, insomma, fatte le dovute proporzioni. Ecco, tutti ricorderemo la trasmissione Non è mai troppo tardi, ecco, fatta dal maestro Manzi. Siamo, non dico così come allora, ma siamo in una situazione in cui le persone più anziane rischiano di essere escluse dall'accesso ai servizi e anche dalle opportunità che la digitalizzazione offre a tutti noi. E quindi ci siamo posti in questo interrogativo e abbiamo contattato la scuola di Sant'Anna di Pisa, che è un ente pubblico, è un'università che è riconosciuta in tutto il mondo, internazionale, è un'eccellenza del nostro sistema Vediamo l'altra formativo, slide a questo proposito, del nostro sistema formativo, e che tra le altre attività, tra le altre materie, si occupa anche della scienza medica e della tecnologia, appunto, applicata. È stata fatta come primo passo un'indagine su appunto
la capacità che hanno gli over 75 di accesso e di utilizzo delle tecnologie, quindi gli smartphone, il computer, i tablet e quant'altro. Quello che emerge da questa indagine è che la fascia d'età compresa tra i 65 e i 74 anni c'è una buona capacità di utilizzo di questi prodotti, e man mano che si va con l'età questa capacità di utilizzo e anche di possesso diminuisce sempre di più. Questo per una serie di fattori. Uno indubbiamente è quello della capacità, insomma, che uno ha di utilizzare questi strumenti. Emerge che più uno è scolarizzato, più ha la competenza per accedere, per utilizzare questi strumenti, e un altro elemento interessante dipende anche da dove uno vive, perché la digitalizzazione si sposa necessariamente con l'infrastruttura digitale, che tra l'altro vede l'Italia uno degli ultimi posti in Europa. Non a caso il PNRR si pone l'obiettivo di cablare, di rendere accessibile a tutti gli italiani, insomma, questi strumenti. Quindi ecco, l'Italia siamo indietro rispetto a, come tante altre cose, rispetto al resto d'Europa. Tra l'altro mi sia concessa una parentesi: quando si è aperto il dibattito, che poi è stato superato, sulla possibilità di non utilizzare carte di credito, bancomat per pagamenti fino a 600 euro, è in contraddizione appunto con questo elemento, che noi siamo tra gli ultimi 60, era 60 euro. Sì, 60, scusa. Siamo tra gli ultimi che, come dire, siamo digitalizzati, insomma siamo tecnologicamente, quindi è anche in contraddizione con quello che è la necessità. Il problema non riguarda ovviamente solo gli anziani, però indubbiamente oggi i ragazzi a 5-6 anni sono già digitali, hanno già queste capacità, queste competenze, quindi per certi aspetti è un elemento, un fenomeno, un problema, se vogliamo, temporaneo, che però, sai, nel momento in cui uno va avanti con l'età e magari purtroppo ha delle menomazioni di carattere cognitivo, ecco che si deve aiutare, deve avere l'ausilio magari dei familiari, insomma. E questo abbiamo visto può essere molto importante per quanto riguarda la telemedicina, di varie branche di utilizzo. Non c'è solo l'accesso al fascicolo medico o alle ricette o a quant'altro, ma c'è tutto da sviluppare, per dire le verifiche da remoto. Io so che chi per esempio ha il pacemaker, per fare il controllo non deve andare più nei reparti di cardiologia come era una volta, ma da casa attraverso uno strumento particolare connesso, e trasmette a una sala operativa, insomma, a chi può leggere questa rilevazione in grado, senza quindi spostarsi. Ecco un esempio di medicina a distanza, di digitale, ma poi c'è tutto il campo della domotica che è da sviluppare, insomma. Quello serve anche di supporto. Quindi, insomma, e aiuta la qualità della vita migliore. Esatto, migliora la qualità della vita. E, per esempio, già tante case, insomma, sono sviluppate domoticamente, insomma, per gestire il riscaldamento o altri accessori o altri
elettrodomestici, insomma. Quindi ecco, lo sviluppo, abbiamo fatto questa ricerca e appunto i dati sono quelli che, il dato rilevante è quello che ti ho detto, cioè legato all'età, ma questo è solo un primo passo, insomma, poi insomma, riguarda soprattutto le aree interne, perché quindi le persone un po' più isolate esatto, però ecco, sia chiaro che la tecnologia, il digitale non può sostituire la prossimità, quindi le case di cura, il medico di base, insomma deve essere il rapporto umano. Esatto, deve essere uno strumento, un ausilio che integra un rapporto anche umano che deve rimanere, insomma non può essere che la tecnologia vada a discapito della socialità. Sarebbe un disastro, insomma, dal punto di vista sociale, umano, insomma. Però ecco, indubbiamente questo sviluppo, la digitalizzazione deve essere un'opportunità che deve essere a favore di tutti, insomma. Tra virgolette c'è anche un rischio di democrazia, ma credo che su questo Antonio può essere molto più esaustivo del sottoscritto. Poi abbiamo tutti quanti dei dati, i risultati di questa ricerca che avete commissionato, che secondo me è interessante anche vedere, perché si parla di chi possiede lo smartphone, un tablet, la percentuale, chi naviga in internet, l'app, insomma li vediamo adesso insieme. Abbiamo la pubblicità, andiamo in pubblicità, poi ritorniamo, diamo anche la parola al collega ad esempio dello SPI di Venezia per entrare più nel merito. Tra poco voi naturalmente approfittatene se volete scrivere dei messaggi a questo riguardo. Siete gli anziani tecnologici? Rieccoci insieme. Allora, oggettive difficoltà a utilizzare la tecnologia, perché poi non è così semplice e intuitiva come dovrebbe essere. Perché? Perché è fatta da persone molto tecnologiche. Bisognerebbe mettersi dall'altra parte e fare cose molto più immediate che possono essere fruite. Anche il semplice utilizzo dello smartphone per una persona molto anziana che ha le dita che magari tremano diventa un grossissimo problema. Allora, cosa avete riscontrato nell'analisi? Bene, l'indagine offre una serie di dati molto importanti e conferma il valore che assumono i dati oggi nella gestione della sanità e di tutte le problematiche che riguardano i cittadini. E per quanto riguarda le tecnologie, assumo come parametro il rapporto con il medico per far capire quali sono le difficoltà. Ebbene, le modalità possono essere diverse nel rapporto con il medico, con le mail, con WhatsApp, oppure col telefono o con altre modalità, andando in ambulatorio. La scelta prevalente è che il 70% preferisce andare dal medico oppure fare la telefonata. Pochissimi utilizzano le mail perché non ce l'hanno, solo il 15%. Questo dimostra quali sono le risorse disponibili per i pensionati, che sono mediamente il 30% della popolazione. Quindi abbiamo su una popolazione di una città di 250.000 abitanti 70.000 cittadini che sono anziani che accedono a questi servizi e al rapporto col medico non con le tecnologie ma solo andando o in ambulatorio o per telefono. Questo dimostra le difficoltà, il che vuol dire che le tecnologie introdotto anziché facilitare il cittadino ad accedere ai servizi, avere dei vantaggi, in realtà hanno complicato la vita alle persone fragili, agli anziani, a tutte quelle persone che anche per condizioni economiche non sono in grado di avere lo smartphone, la stampante e altri dispositivi che sono necessari. Esatto, ma lei dice, però c'è anche un altro aspetto che noi sappiamo benissimo: prenotare, non so, una visita specialistica eccetera, quindi fare ricorso al centro unico di prenotazioni, ci sono tempi di attesa incredibili perché risponde. Molti anziani a un certo punto stando là si stufano e quindi cosa fanno? Faccio prima, visto che hanno tempo a disposizione, di andare allo sportello, è anche più sicuro. L'ambulatorio del medico non ti risponde e quindi cosa fai? Vado là dal medico a vedere che mi faccia subito la visita. Un messaggio: il giorno in cui riusciremo a fare tutto con il telefonino usando solo la voce sarebbe una vittoria per tutti. E questo è un altro aspetto importante, cioè anche ci sono tra virgolette, senza fare pubblicità, Alexa, però si sa per casa, e alcuni anziani l'utilizzo solo della voce, dare l'ordine per voce è molto utile, più che non digitare, cercare, fare. Per cui secondo me è proprio il tipo di tecnologia che non va bene, o no?
Sì, questa tecnologia è molto complicata, è molto difficile da gestire, presuppone una conoscenza che non tutti hanno, anzi molte persone non hanno. Uno ha fatto una vita di lavoro nei campi e adesso si mette a fare delle tecnologiche. E allora, però c'è anche un dato europeo che conferma in particolare le nostre difficoltà, perché in altri paesi la cultura digitale è molto più avanzata, anche tra i pensionati. C'è un'indagine che ha fatto la Commissione europea nel 2022, riferita al 2018, noi siamo al 20° posto tra 26 stati per quanto riguarda l'uso delle tecnologie per la sanità, prenotazioni, visite. Quindi c'è un dato di partenza nostro perché siamo indietro nel paese nell'utilizzo di questa. Manca una cultura digitale, manca una cultura che va diffusa, altrimenti non riusciamo più a gestire l'enormità dei dati che dobbiamo avere per governare la sanità. Cioè quando tu hai 1 miliardo di prenotazioni, faccio un esempio, richieste di visite, o hai una capacità di gestire questi flussi o se no non li governi. Arrivi alle liste di attesa che abbiamo avuto in questo periodo, aggravate soprattutto anche dal Covid. Cioè, quindi la difficoltà è aumentata nel momento in cui non siamo stati in grado di gestire i flussi dei medici, dei malati, di tutto quello che è accaduto in quel periodo. Allora il digitale viene fuori come risposta a questa crisi di un impianto organizzativo che non è più in grado di affrontare questa complessità. Quindi il digitale non è una penalità, è una modalità per risolvere alcune questioni che sono decisive nel mondo che verrà, altrimenti non siamo più in grado di garantire una sanità che funziona. E allora cosa è successo? È stato inventato l'accesso con SPID. SPID è un'identità digitale che consente di accedere alle informazioni e a usufruire di tutti i vantaggi che la digitalizzazione offre, perché tutti i comuni dovranno oggi, dal 2021, trasferire le proprie competenze, i propri servizi tutti online, perché è l'unico modo per interagire con i 60 milioni di cittadini italiani. E allora questo discorso sull'identità digitale è stato istituito proprio per favorire questo processo di innovazione e di cambiamento nella gestione anche della sanità. Certo, però è stato riconosciuto obiettivamente che lo SPID non è proprio la cosa migliore. Attenzione, già la rende la persona anziana non autonoma, perché o ha una buona anima che se ne occupa, ma anche un normale cittadino. Quando poi non usi tanto lo SPID perché devi tenerlo vivo, perché non si capisce perché devi tenerlo vivo e ti viene annullato, cancellato per rifare ad attivarlo, cioè, no, insomma, è una cosa abbastanza vergognosetta. Voglio introdurre un altro concetto. Sicuramente sì, è la prima avvio questo qua che c'è stato, no? Quindi lo SPID nasce con una modalità che vuol dire sicurezza dei dati, perché il problema dei dati non è solo fare la prenotazione, è chi gestisce questi dati, quali sono gli attacchi, quali sono i problemi di sicurezza sulla gestione dei dati. C'è una complessità che oggi va garantita, perché altrimenti questi dati sfuggono e vengono usati per altri scopi. Lo stiamo vedendo anche con la guerra cosa succede, no? Con le informazioni eccetera eccetera. Quindi c'è stata una complessità che probabilmente ha appesantito tutte le procedure. Su questo sono d'accordo. Allora il problema non è dire SPID non va bene. SPID va costruito con modalità di accesso più funzionali per i cittadini. Quali sono le difficoltà? Non solo la procedura, se non hai lo smartphone, se non hai la stampante, c'è tutto un sistema che sta dietro a questo. E allora qual è? La gente che ha 700 euro di pensione non ha lo smartphone e la stampante a casa, è evidente. Però si sono costruite anche delle modalità per cui il cittadino che non può dare la delega ad altri, al parente, all'amico, al marito, alla moglie oppure a un nipote per accedere a questi servizi. Quindi c'è una via anche intermedia che non è semplificazione della procedura ma utilizzo da parte di un parente che ha la delega questo accesso, per cui risolve il problema per quei pensionati cittadini che non hanno né gli strumenti né la conoscenza per poterlo utilizzare. Questo è il punto. Quindi qual è la difficoltà? Che la delega non è stata ancora perfezionata, nel senso che lo utilizza solo l'INPS e l'Agenzia delle Entrate, va applicata anche nei comuni e in altre parti del paese, in modo che laddove c'è una difficoltà da parte del singolo cittadino, pensionato, disabile, eccetera, eccetera, di accedere, c'è il parente di turno che è stato delegato ad accedere alle tue informazioni.
Questa Certo. è la modalità che in questa fase può supplire alle carenze di un impianto che ovviamente non pesa. Il divario tecnologico oggi è la discriminante tra chi può e chi non può. C'è un Infatti- codice, mi permetto di Sì. dire da ultimo, sul digitale, che si chiama Codice dell'amministrazione digitale, che dice: tutti i cittadini devono poter accedere alle informazioni digitali, quindi vanno create le condizioni perché questo accada. Non sta accadendo quando abbiamo il 20% degli italiani che ancora non hanno lo SPID. A oggi in Italia lo SPID sono 33 milioni di cittadini con SPID. Dobbiamo arrivare al 70% secondo gli impegni con la Commissione europea e il PNR nel 2026, vuol dire 42 milioni. Ci mancano ancora 10-12 milioni di cittadini senza SPID, che sono le fasce deboli. Ecco, c'è un messaggio che è arrivato prima a questo riguardo, quando lei diceva che è un diritto. Dovrebbe essere un obbligo per chi va in pensione frequentare un corso gratuito per imparare a utilizzare al meglio la tecnologia digitale, dal televisore allo smartphone, soprattutto Sì. nei rapporti con le pubbliche Che lo facciamo amministrazioni. noi. E questo è un altro aspetto, però ci sono tante persone anziane, io ero l'altro giorno in coda ad aspettare vabbè, sanità eccetera, e vedevo che tantissimi anziani avevano un cellulare normalissimo e già là Sì, cioè, avevano di fare. Scusa, non possono farlo, cioè, nel senso che se devono Bravissimo. ricevere un SMS o un'email, non è connesso, il telefono non è connesso, non ce l'hanno. Assolutamente, Cioè, è evidente. ma hanno già difficoltà a utilizzare il Tutto. normale Sì, telefono, sì, sì. per cui c'è questo aspetto qui che va tenuto conto, ma non solo. Uno smartphone costa una cifra che non è neanche paragonabile ai 25 euro che può costare un telefonino normale, base, quello per anziani, 25, 30, a seconda poi del modello. Anche lì, insomma, un attimo. Sì. E la connessione internet non mi sembra che sia gratuita per tutti e che ce l'abbiano tutti. Non ho capito. Internet, non credo No. che sia gratis. Abbiamo visto qua il rapporto col medico solo il 10%, 15%, Per cui quindi un pensionato, visto che Sì. poi lo SPCGL si È occupa di penalizzato. pensionati che non hanno la Sì, ma pensione. è quello che stiamo anche denunciando rispetto a quello. Allora, il processo di digitalizzazione è un processo inarrestabile. O si decide di governarlo Certo. e di starci dentro, o se no ne sei escluso, sapendo che comunque va avanti, perché oggi le imprese più capitalizzate, quelle che fanno i profitti maggiori, lo sappiamo quali sono. Google eccetera, e tra l'altro sono in possesso di una tale mole quantità di dati che insomma qualche interrogativo dal punto di vista democratico E della sicurezza. e della sicurezza della democrazia questo lo pone, però questo è un tema, sapendo che la digitalizzazione va avanti. Allora noi ci siamo posti il problema, ce lo stiamo ponendo non a caso. Molte delle nostre leghe sul territorio, e anche Antonio lo fa, facciamo dei corsi di alfabetizzazione digitale, cioè insegniamo ai nostri pensionati, gratuitamente ovviamente, come utilizzare lo smartphone, come accedere allo SPID e quant'altro. E non a caso, tra l'altro abbiamo fatto anche un accordo, una convenzione con l'INPS fatta nel corso del 2022, perché come sindacato per le persone che non sono nelle condizioni di accedere a questi servizi, però tramite noi avere la delega e quindi per dirti scaricare il cedolino della pensione o altri servizi. Quindi ecco, anche per rispondere. Utilizzare con padronanza i web e i canali social aiuterebbe gli anziani a sentirsi meno soli ed emarginati. Certo, e quindi tutto vero, però ecco, sottolineo ancora una volta che la digitalizzazione è uno strumento per migliorare le condizioni di vita, soprattutto anche per tutti, ma anche nelle zone, abbiamo detto, non a caso la ricerca Certo. l'indagine è stata fatta nelle aree interne. Deve migliorare la vita di tutti, però la digitalizzazione non può sostituire il rapporto personale dal mio punto di No, vista, ma quello, ma assolutamente. perché internet ha disintermediato tutto.
Beh, vediamo i ragazzi. Appunto, vediamo i social, le nefandezze, gli insulti nascosti dietro un nickname che vengono rivolti a personaggi pubblici, minacce eccetera, ha disintermediato tutto. Per cui insomma, secondo noi è un rischio questo. La digitalizzazione è uno strumento che deve servire per semplificare la vita, i rapporti con l'amministrazione, sviluppare la telemedicina per aiutarci, come dire, a vivere più a lungo e quant'altro. È meglio, sempre meglio, però non può essere sostitutiva, ripeto, del cancellare l'importanza dei rapporti umani tra le persone, insomma rimane secondo noi fondamentale, prioritario. Assolutamente. Questo. Torniamo su questi argomenti, rispondiamo anche ad altri messaggi che sono arrivati. Pubblicità, pochi secondi, tra poco. Allora, siamo di nuovo qua, stavamo un po' discutendo delle difficoltà oggettive di questo benedetto SPID che è richiesto. Lei faceva un esempio, segretario? Sì, le difficoltà Comune di Venezia ci sono è compito anche dell'amministrazione pubblica avviare processi di informatizzazione, di alfabetizzazione e di preparazione dei cittadini, cosa che non avviene. Di recente nella nostra amministrazione, io abito a Venezia, è stato fatto un bandito, giusto come tema, come questione, che è quello di dare di un beneficio per l'affitto e per le bollette. In realtà questa procedura può essere, questo vantaggio può essere, questa domanda può essere fatta solo e soltanto tramite una piattaforma digitale del Comune di Venezia che si chiama Dime, dove allegare alla domanda che va compilata online vanno allegate le bollette dei pagamenti fatti per esempio per come si allegano? Oppure ovviamente allegare la copia di un bolletta vuol dire fare una scansione, vuol dire fare tutta una serie di adempimenti digitali che consentono poi di inviare all'ente, in questo caso il Comune, la tua domanda. Quanta gente è stata esclusa a fronte di questo beneficio che potrebbe andare a 10, 15, tante persone, no? Non si è posto, il problema non si è posto. C'è stata una proroga perché i termini erano brevi, sono stati ampliati i termini, però la questione di fondo della disuguaglianza che questo determina, della esclusione che questa procedura ha determinato, non è stata minimamente affrontata. Allora c'è un problema. Primo, fare l'alfabetizzazione, ma nel caso in cui il cittadino non ha questi strumenti, bisogna tenere aperto uno sportello per fare la domanda. Quindi la risposta è che a fronte di una difficoltà obiettiva e della mancanza dello SPID, il cittadino deve avere comunque uno sportello tradizionale per poter presentare la documentazione ai fini dell'ottenimento del beneficio, cosa che non è stata fatta. Quindi c'è una scelta di escludere chi non può, chi non ha i soldi, chi non ha lo smartphone, chi non ha la stampante, chi non ha la conoscenza di questa procedura. E questa è un'ingiustizia che noi abbiamo posto e continueremo a porre. Noi abbiamo aperto uno sportello in cui facciamo formazione ai cittadini e li aiutiamo a fare la domanda, a compilare la domanda per fare la richiesta ai gestori, poste e altri che sono autorizzati a gestire il rilascio dello SPID. Questo perché? Perché ci rendiamo conto che queste persone non sono in grado di poterlo fare e lo facciamo volentieri a titolo gratuito perché siamo volontari che lavorano per i cittadini. Per gli over 70 internet dovrebbe costare pochissimo e gratis per gli over 80. Sì, faccio questa considerazione. Noi viviamo in un momento storico, insomma ormai dura da parecchio tempo, che secondo me uno degli aspetti caratteristici sono le disuguaglianze. Disuguaglianze economiche, sociali, e sono in aumento. Ecco, il rischio è che anche la digitalizzazione sia, invece, ripeto, di essere, come dire, uno strumento che tutti possono accedere, rischia di aumentare le disuguaglianze. Certo. Indubbiamente
c'è da implementarlo meglio, semplificarlo, avere una rete che consenta l'accesso e l'utilizzo a tutti di questi strumenti. Però poi insomma il punto vero è che ci sia data la possibilità a tutti di poter usufruire di questi strumenti della digitalizzazione. E guardate, ripeto, sì, oggi i ragazzi d'oggi ormai sono digitalizzati, insomma, non girano nemmeno più con i soldi, insomma, col contante, loro devono parcheggiare, c'è l'app e utilizzano quello per dire, insomma, a me questo ha colpito, insomma, è una sfida che mi pongo anche a me stesso, insomma, di arrivare lì. E però poi insomma anche queste persone, questi ragazzi magari arrivano a una certa età, siccome poi c'è sempre un'evoluzione delle cose, la scienza e la storia non si ferma, insomma, quindi oggi la disuguaglianza è digitale, ieri era la disuguaglianza tra chi sapeva leggere e scrivere e chi no, perché chi sapeva leggere e scrivere aveva possibilità di maggiori, di affermazione rispetto a quello che era analfabeta. Oggi il rischio, facendo le dovute proporzioni, però il rischio è quello. Sì, però c'è l'aspetto economico che ha sottolineato il messaggio, che secondo me è rilevante anche relativamente a quello che diceva lei. Per esempio bisogna scannerizzare, poi per carità devi avere il cartaceo, perché se ti arriva una sanzione devi comprovarla. Un altro messaggio: buongiorno, sono un pensionato di 78 anni, io ho abbandonato internet perché ho trovato solo tanta schifezza e notizie false, preferisco la televisione, buona giornata. Sì, anche dobbiamo saper riconoscere le notizie, però il problema per esempio la stampante, sembra una stupidaggine, ha un costo, io dire i costi. No, la rete internet, diceva uno mettetela gratis, è vero, come si può chiedere a un pensionato con 600-700 euro di comprarsi lo smartphone, di comprarsi il tablet, perché magari non ce la fa perché è piccolino e ha le dita che gli tremano o non riesce a leggere, perché io vedo anch'io le persone anziane, gli fai vedere lo smartphone, non riescono a leggere. E allora lo costringe, è come una super tassa praticamente, dà in dotazione alle persone in base all'ISEE di uno smartphone, di una connessione in rete che funzioni gratis, di una stampantina a casa gratis. Cioè non si può pensare di introdurre la tecnologia sempre a pagamento, perché costa sta benedetta tecnologia. Cioè non è. Penso che il Comune o gli enti pubblici potrebbero istituire degli sportelli o degli infopoint dove il cittadino che non ha la stampante va lì e utilizza gli strumenti, diciamo, a disposizione del cittadino per farsi, per esempio, io col mio fascicolo, se vado a fare un esame, me lo ritrovo, la sera mi arriva il messaggio: guarda che hai a disposizione già l'esame che tu hai fatto stamattina. Quindi io ho un vantaggio in termini di procedure rispetto al cittadino che non può utilizzare questi strumenti, per cui è aggravato non solo perché ha condizioni economiche, ma anche perché i vantaggi che io ottengo nell'immediato, tutti i giorni, non vado all'ospedale, non prenoto, mando il messaggio al medico, mi fa la prenotazione, vado a fare una visita o ritorno sul fascicolo sanitario, lui non ce l'ha. Questo è il punto. Allora, come realizziamo per i cittadini che non hanno questi strumenti e non possono per ragioni economiche ma anche culturali, altre cose, quali sono gli strumenti da mettere in piedi perché tutto questo accada anche per lui? Allora bisogna attrezzare strutture, strumenti, modalità diffuse sul territorio, tra i comuni, le associazioni, perché il cittadino va a quei punti in cui rivolgersi per ottenere questo vantaggio. È vero che i CAF dei sindacati sono stati invasi letteralmente dalle persone per allora, questo è il nodo è questo, cioè voglio dire, non possiamo sfuggire al tema. Un altro messaggio: mia mamma di 88 anni, se non avesse me i nipoti che le prenotano gli esami via web, non farebbe nessun controllo, purtroppo. Certo. È così. E chi non ha i figli e i nipoti a disposizione? Qui apriamo, cioè affrontare questo argomento ci si rende conto che insomma ne apri tante finestre che non si finisce nemmeno più, insomma, perché questa dovrebbe essere una persona anziana che ha 88 anni, che magari vive sola, c'è il problema della presa in carico, no? Certo. E da parte di chi? Siamo sempre là, E oggi stiamo andando in questa direzione, cioè della presa in carico anche individuale, o stiamo andando in un'altra direzione
che l'anziano sembra sia una colpa vivere a lungo. L'aumento dell'età media, che è un bene, non è una sfortuna, è un bene, perché se si vive più a lungo e viver bene, va bene per tutti, è anche le conquiste, il benessere che c'è stato, ma porta anche dei cambiamenti. Le trasformazioni vanno governate, bisogna saper dare le risposte a queste trasformazioni. Questa si chiama politica, ma politica alta. Avere il coraggio, perché non puoi addossare alle persone anziane o che hanno più di 60 anni la questione della natalità. Certo. Però c'è il problema, ce lo poniamo. Ma la politica, ma non per scaricare, io non voglio fare dell'antipolitica, perché poi non apro altri argomenti, però bisogna porsi queste domande e bisogna dare le risposte. Noi siamo tra gli ultimi anche per indice di natalità. Sì. La Francia è a 1,8, certo. Noi siamo a 1 e qualcosa. Siamo tra gli ultimi, sono l'ultimo paese in Europa. Ma perché non ci sono servizi di supporto anche alle famiglie? E poi non ci poniamo il problema di come governare le migrazioni con gli sviluppo industriale che abbiamo avuto. Cioè, parlare di queste cose significa avere il coraggio di affrontare le trasformazioni che ci sono state. Questo è il compito della politica. E di tutti, quindi noi per la nostra parte la facciamo, ce lo poniamo, come diceva Antonio, le nostre sedi sono aperte e ci siamo attrezzati per dare l'ausilio, perché la persona si deve procurare lo SPID, ci siamo noi, certo. Gli diamo una mano, le cose si fanno, però noi non possiamo essere sostitutivi dell'autorità pubblica, è il pubblico che se lo deve, i comuni, gli enti locali, chiaro, soprattutto, che si devono porre le questioni, ma gli enti locali non devono essere lasciati soli, e quindi il taglio delle risorse e avanti, insomma le cose sono molte. Però non c'è dubbio che ormai la direzione di marcia è tracciata, è il digitale il futuro, anzi c'è già, perché l'esempio che portava Antonio sul fascicolo medico e avere la possibilità di accedere immediatamente agli esami ti comporta anche il fatto poi di fare la visita, rispetto a colui, c'è già questo mondo. Il punto è come lo rendiamo accessibile, se non a tutti, in maniera più estesa, affrontando le tematiche che ci sono, le questioni di connessione, di reddito e di quant'altro. Per esperienza diretta il mio patronato a Mestre mi ha aiutato tantissimo con dei corsi, ora che sono in internet mi diverto molto. Detto questo, a parte che sono senza voce ancora, io vi ringrazio tantissimo, siamo arrivati al termine, grazie ai telespettatori, grazie a voi dello SPCGL di aver partecipato a questo approfondimento. Ci ritroviamo, naturalmente rivedete in internet la puntata, grazie.